In questa sessione di calciomercato abbiamo visto entrate e uscite, arrivi e partenze, con colpi di scena e grandi soddisfazioni. Ma tutto questo non ha coinvolto Douglas Costa, arrivato alla Juventus nel 2017, che non ha la minima intenzione di spostarsi da Torino. Mi trovo bene in Italia, un paese simile al Brasile e diverso dalla Germania. Al momento difficilmente lascerei la Juve per un'altra squadra. Qui mi sono ambientato veramente bene e mi sento come in una famiglia, ha dichiarato l'attaccante ai microfoni di DAZN. Tra i fattori che fanno sentire il giocatore tanto a suo agio ci sono sicuramente i compagni di squadra. Imparo tanto da Cristiano Ronaldo, uno dei calciatori più forti al mondo. Se io, lui e Dybala siamo al 100%, possiamo puntare a un livello molto alto. L'ambizione del club è vincere la Champions League, è per questo che sono venuto a Torino e ci stiamo provando, ha concluso il brasiliano. Rimandato ogni discorso di addio al Napoli per Dries Mertens, e il club a farlo sapere, anche se il problema del rinnovo rimane, il contratto è in scadenza il 30 giugno. L'attaccante sarà a disposizione di Gattuso fino alla fine della stagione. Il Monaco intanto resta in prima fila insieme con l'Inter e ora anche il Chelsea. Tra l'altro, e forse soprattutto, Mertens ha voglia di migliorare il record dei marcatori di sempre del club azzurro in tutte le competizioni. Per il momento è Hamsik a comandare la classifica con 121 reti, ma il belga incalza con 118. In chiave futura, il Monaco ha offerto un biennale da 5 milioni a stagione, mentre Inter e Chelsea rimangono spettatori interessati. Il Napoli chiude un colpo importante per l'attacco, accordo con la SPAL per Andrea Petagna, che dopo le visite mediche a Villa Stewart ha firmato per il club azzurro. Ufficialmente la sua avventura in campagna comincerà dalla prossima stagione. Il direttore sportivo Giuntoli, che ha pagato l'attaccante 16 milioni e mezzo più 3 di bonus, lo lascerà in prestito alla SPAL fino a giugno per permettere al club estense di giocarsi la salvezza. L'attaccante ha commentato sui social la firma con il Napoli e la stretta di mano con il presidente De Laurentiis. Questa foto è il coronamento di un sogno, quello di giocare in un grande club, per un club ricco di storia e passione. Sono pronto per questa nuova sfida, darò tutto me stesso per ricambiare la fiducia dimostrata in questi giorni dal Napoli e dai suoi tifosi. Prima però c'è una missione da portare a termine con la SPAL, ha scritto l'attaccante su Instagram. Emilio De Leo, collaboratore tecnico del Bologna, parla così alla vigilia della sfida in casa contro il Brescia. Sinceramente è l'augurio, no, che facciamo al nostro allenatore, perché io penso che, detto francamente, non la vedo soltanto da un punto di vista tra virgolette simbolico, no, per il periodo e per ciò che ha fatto e dimostrato negli ultimi mesi, voglio dire. Io credo che sia stato fatto un grande lavoro da un punto di vista tecnico da gennaio dell'anno scorso ad oggi. Credo che siano rari i casi di una squadra che sostanzialmente doveva prima salvarsi e poi si è trovata quasi a ridosso, diciamo così, di una zona europea in un breve lasso di tempo. Quindi io direi che sostanzialmente il mister ha meritato da un punto di vista tecnico tutte le cose positive che sono state dette, quindi sarebbe sicuramente un bel riconoscimento.